Buongiorno a tutti, io sono Paolo Pasi, analista politico di Queries. E questa domanda molto semplice nasce da una curiosità arrivata qualche giorno fa, che normalmente quando si avvicinano delle elezioni si inizia un po' nel centro-sinistra a parlare anche del come affrontarle. Sono rimasto abbastanza colpito dagli articoli di giornale di 2-3 sabati fa, in cui si cominciava a dire ma forse non è il caso di farle perché le primarie presentano dei rischi. Guarda che è vero, anche non farle, certo presenta dei rischi, tutto presenta dei rischi, però volevo togliermi un po' più la curiosità. Lì mi sembra che l'analisi partisse dall'analisi appunto di un numero di casi limitato. Allora io mi sono messo in modo molto semplice in internet andare a rivedermi tante elezioni, prima di tutto le regionali, a rivedermele un po' e vedere cosa succedeva. La prima cosa che noti, cioè in internet vuol dire andare a vedere un'elezione, com'è andata, se hanno fatto le primarie, no, leggerti magari qualche articolo di giornale. La prima cosa che si evince è che ogni primaria, quindi ogni elezione è un caso a sé. Quindi, essendo casi a sé, l'unica cosa che ti può guidare è il numero. Quindi sono andato un po' avanti e ho verificato le elezioni regionali dal 2005, scelto il 2005 perché abbiamo le prime primarie in Italia. Le elezioni in realtà sono 45, non 44, perché tra queste c'è quella, l'ultima recente in Sardegna, dove si sono fatte le primarie, poi in realtà non è andato quel candidato, quindi sarebbe stato complesso metterla di qua o di là, quella va tolta. Dal 2005, prima cosa che si nota, le primarie non sono state frequentissime in questo tipo di elezione, un quarto. Se valutiamo però dopo, non ce l'ho qua, ma da quando è arrivato il PD si avvicina un po', però rimane lo stesso un tipo di elezione in cui non so perché si fatica un attimino. Subito una cosa, dire le primarie convengono, come la prima cosa che guarda, si vince di più, si perde di più. Per quanto riguarda le regionali, a livello percentuale sono perfettamente identiche. Curioso, dal 2005 ad oggi la percentuale di vittorie e sconfitte è perfettamente identica, poco più del 60%. Allora, ho allargato però il campione, dicevo le regionali, ok, sono 44 elezioni, allora andiamo a vedere qualcosa di più, andiamo a prenderci un po' di città. Mi sono preso i capoluoghi regionali, poi ho iniziato a prendermi molti capoluoghi provinciali, mi sono fermato a 100.000 abitanti, con l'eccezione del Veneto dove le ho prese tutte, quindi mi diventano un campione di circa 110 elezioni, 112 ma 2 anche in questo caso da togliere perché Cacciari Casson 2005, l'attuale PD ha vinto o perso, aveva un problema di collocazione, e poi un'altra che è stata invalidata. Forse devo darmi una risposta, esatto. Ne facevo parte, devo e un altro caso è quello di Napoli, che erano state anche in quel caso invalidate, quindi diventano 110 elezioni. Qui la cosa più grezza, percentuale di vittorie, percentuale di sconfitte, e qui abbiamo un 4-5% in più di percentuale di vittorie con le primarie. Qui la percentuale di vittorie è un po' più alta. Questo però, dato, questo già dice che chi afferma che sono più pericolose del non farne sono questi dati che sono più che grezzi, già lo mettono in dubbio secondo me. Però ho fatto un ragionamento ulteriore, dico ok, però ci sono casi in cui fare o non fare la primaria incide pochissimo. A Modena, se faccio o non faccio le primarie, a Latina, dove si perde sempre, se faccio o non faccio le primarie, non cambia molto. Quello che sono andato a vedere allora, ho detto facciamo un passo in più, andiamo a vedere il tipo di esito delle elezioni, dividendolo in 4. Città o regioni che confermo, città o regioni che confermo la vittoria, che confermo la sconfitta, che vinco, ossia cambio di maggioranza, o che perdo, cambio di maggioranza. E qui le cose cambiano un pochino. Per quanto riguarda le regioni, qui siamo a livello percentuale, in realtà con vediamo un po' le vinte, accidenti, avevo i colori invertiti, le primarie che sono le rosse, abbiamo la percentuale un po' più alta di vinte e un po' più bassa di perse. Quindi in realtà non è vero che ha comportato più rischi, ma anzi ha comportato più benefici. Abbiamo poi invece sulle città, e questo diventa un po' più interessante, qui il dato mi ha colpito, vedete la percentuale di vittoria come sale,
eccola qua, e la percentuale di sconfitta è nettamente inferiore. Andiamo a vederla, eccola qua. Allora, qui ci sono i valori assoluti, 2005-2014 cambi di amministrazione. Con le primarie ho 15 cambi di amministrazione, 15 città guadagnate. Senza primarie ne ho 7 guadagnate. Quelle perse, senza primarie ne perdo 14, con le primarie ne perdo 7. Dato che parla da solo, credo, perché è sempre importante far parlare i numeri perché quelli aumentano. Ho fatto un ulteriore ragionamento, 2005-2014, per particolare ho detto, ma da quando è nato il PD, da quando le primarie sono più consolidate, diciamo, porto solo quella delle città. Quella delle città mi dice questo, che si tendono a omogenizzarsi un po' le perse, città perse, ne perdo 8 senza primarie, ne perdo 7 con le primarie, però rimane impressionante il dato delle città vinte, 13-4. Questo è un dato che parla, credo, da solo. E cosa dice? Una cosa, quando l'ho messo qua, rischio opportunità. Quando parlo di qualunque strumento o di qualunque cosa mi porta dei rischi e delle opportunità. Come dicevo all'inizio, dire che le primarie comportano dei rischi è dire nulla. Sicuramente le primarie comportano dei rischi, comportano le opportunità. Almeno personalmente, in certi casi magari è vero che è opportuno non farle, e alcune di quelle sconfitte là sono in un caso abbastanza curioso, classico. Ho il sindaco che ha fatto 5 anni e faccio le primarie. Questo dal punto di vista strategico sicuramente non è una grande idea, perché le primarie tenderanno a vertire sul mettere in dubbio i 5 anni di amministrazione. Quindi in uscita, diciamo, quando ho il governo di una città o di una regione, in particolare se mi ricandida lo stesso presidente di regione o sindaco, forse non è tanto opportuno. E comunque siamo nel caso, appunto, dicevo, delle città o delle regioni che governo già. Quando invece ho da battermi per andare a conquistare una città e una regione, ho bisogno di ogni strumento. E chi dice che le primarie sono uno strumento e non un feticcio, mi dice esattamente questo, che se ho uno strumento lo devo usare e bene. E questo è importante perché se ho bisogno di trovare forza, di avere un percorso lungo, di portare idee, è fondamentale usare ogni strumento. Ovviamente anche è ovvio che chi dice ma le primarie dividono, cioè il non farle non divide, cioè dire che 4 persone, 10, 20, 100 persone decidono e magari ci serve qualcun altro che vuole partecipare a fare le primarie, non mi vengano a dire che divide meno, cioè non lo so, sono cose un po'... Sicuramente è vero, se io conduco le primarie in modo, diciamo, molto facendomi la guerra, se succede alcune sconfitte, ci sono dei casi divertentissimi di primarie, il più bello credo sia quello di Palermo, di qualche anno fa, in cui si fa le primarie, vince Fernandelli, IDV, Italia dei Valori, un esponente dell'Italia dei Valori contesta le primarie, Orlando, si candida e vince. Però qui quando entriamo nello psicodramma usciamo dalla politica, qui sono altre cose, sono casi particolari. Se ci si fa male si vince, diciamo. Negli stati come gli Stati Uniti d'America, durante le primarie ci si fa molto male. Però sapete qual è la grande differenza? Che ci si fa male di qua e di là. Noi invece di là non si fanno, quindi è molto grave farsi male in Italia, perché si fanno da una parte sola le primarie. Se le primarie vengono impostate in modo costruttivo, ovviamente con un accordo, prima di tutto etico, che si accetta, perché quello che è spaventoso è questo: se io faccio le primarie e non accetto l'esito, cioè, una volta si veniva espulsi dai partiti per queste cose qua, senza... No. Ed è ovvio solo questo, le primarie sono uno strumento utilissimo, cioè nel caso di lotte dure in cui si cerca di guadagnare comuni o regioni soprattutto, che non siano mai avute, sono uno strumento che per decidere di non usarlo si deve veramente avere dei fondamenti fortissimi. Uno dei soliti motivi è: abbiamo il candidato fortissimo. Uno, bisogna averlo. Due, se è così forte non avrà mica paura delle primarie. Direi che mi posso fermare qua.
Sì, il Veneto. Perché finché... Il Veneto, però mi passa la mia borsa là, perché non ce l'ho qua, lo tiro fuori al volo. In Veneto ci sono state storie abbastanza interessanti. Comuni Veneto ci sono mai state primarie. Cioè, Veneto che le provo subito. Veneto abbiamo 1, 2, 3, 4. Abbiamo ok. Paolo, sei da fare da... No, ce l'ho, perfetto, ce l'ho. No, ce l'ho, il Veneto è un dato interessante. Allora abbiamo vittoria di... partiamo da Venezia, 2010, primarie, vittoria, poi come è andata a finire non c'entra con le primarie. Padova abbiamo effettivamente Zanonato senza primarie, vince, Rossi con le primarie perde, ci sta. Verona, questa è una città di quelle in cui Zanotto con primarie perde, Zanotto senza perde, Bertucco con primarie perde, e quelle un po' difficilotte. Vicenza abbiamo effettivamente variati 2 volte senza primarie, vince. Treviso abbiamo Rosi senza primarie, perde, abbiamo Manito con primarie, vince. Cambio di amministrazione, entra, è una di queste, ricordiamocela sempre. E Belluno abbiamo delle storie molto particolari. Vuoi che parliamo di Belluno è il caso che mi ha detto di fermarmi alla soglia dei 100.000 abitanti, perché scendendo di soglia, quando si va nei comuni piccoli si entra in tali e tanti casini che diventa veramente difficile orientarsi. Belluno è il caso che mi ha detto mi fermo a 100.000 abitanti, esattamente. Però Belluno, anche quello, abbiamo 3 sconfitte, 2 senza primarie, 1 con primarie, quindi ci sta anche là, non hanno inciso. Rovigo, interessante, abbiamo una vittoria 2006 senza primarie e una sconfitta pesantissima, Frigato 2011 senza primarie, che era stato dato per sicurissimo, fortissimo, non occorrevano le primarie, ricordiamocelo. Quindi anche il Veneto dice tante cose, cioè, che se si fanno le cose bene, Treviso, le primarie possono essere veramente utili e anzi fondamentali quando si vuole aggredire. Se si fanno le cose male, primarie o non primarie, è giusto perdere. Anche se non sono sceso così nel piccolo, ma ci sono. Cioè il nodo è questo: se le primarie sono un percorso virtuoso che porta ad aprire un dibattito, a presentare persone credibili, cioè non fatico veramente a capire come si possa dire che sono pericolosi in questo caso. Ovvio che le persone nuove, se dentro le primarie, come dentro il partito, facciamo di tutto, non so se è meglio, è più pericoloso fare le primarie, poi ce l'avevo tutto quello sulla chiavetta, titolo del Corriere del Veneto, ok, lo leggono in pochi, ma certo, non si fanno le primarie, decidono i capi. A me sembra faccia tanto male anche questo come comunicazione. Scusa, intendi sempre primarie aperte comunque? No, tutto. Questa è un'analisi ancora grezza, quello è un altro discorso molto profondo. Ci sono primarie di tutti i tipi. Primarie aperte, perché ad esempio ci sono regioni d'Italia, Emilia Romagna, in cui si fanno primarie quasi esclusivamente dentro il PD ed è dove viene scelto il sindaco, fondamentalmente. E le primarie di coalizione sono... Però l'aperti io lo vedo così, altro tema importante, caso molto recente e molto pesante, primarie Renzi-Bersani. Mancano 2 primarie importanti a livello nazionale. A livello nazionale abbiamo due volte sono state le primarie, ricordiamo Prodi, che ha vinto, e Bersani non è chiarissimo com'è andata. E detta ciò, però, se il limite forse grosso di quelle primarie è che perché vengono definite tecnicamente chiuse se partecipa solo il PD, aperte se sono di tutta la coalizione, ma nel caso in particolare di quelle ha dato un'altra connotazione a chiuse, aperte. Aperte vuol dire che tutti possono partecipare, per me. Tra l'altro, aggiungo di più,
siccome devo scegliere un competitor che poi va a giocarsela con tutti, più il bacino delle primarie assomiglia a quello delle elezioni, migliore è la scelta. Perché un altro problema storico è nelle primarie si può scegliere anche il candidato sbagliato. Se chi si presenta alle primarie è un gruppo molto ristretto, ha delle idee diverse da quelle che sono quelle di tutto l'elettorato. Storicamente negli Stati Uniti si diceva che quando veniva scelto il democratico troppo di sinistra o il conservatore troppo di destra, perdeva. Non è più così perché da W. Bush in poi è un po' cambiata, perché anche lì l'elettorato sembra non essere più una curva di Gauss, ma ci sono le estreme che si sono molto rafforzate. Però è vero, cioè, si può anche scegliere il candidato sbagliato. Secondo me tenere aperte sul serio, ossia non chiedere gli esami del sangue di chi entra nel seggio, come è stato fatto purtroppo, è anche strategicamente intelligente. Sì, perché si allarga più il bacino di... Più si allarga, più È è rappresentativo, tende ad assomigliare a... Non è lo stesso, perché ovviamente non è, però tende un po' di più ad assomigliare. No, perché si vince sempre, dico, in politica si vince sempre se si include, se si esclude si perde. Assolutamente d'accordo. Attenzione però che non basta vincere il tuo governo. Sì, vabbè, ma se sei troppo disomogeneo le fai. vabbè, ma si vede un percorso etico di fare il programma e quale No, davvero, no. Insomma, si fa quale programma mio, no? Quale programma solo è sì. Questo sì. No, perché non è che la primaria... Perché guarda, Sì, grazie. Allora,